Scongiurato il pericolo dei 155 centimetri, questa mattina il picco si è fermato a 128 a Punta della Salute, mentre a 130 per quanto riguarda la Misericordia. Ora non resta che attendere che cosa ci si dovrà aspettare per domani. Scuole di infanzia e asili nido chiusi in centro storico e nelle isole, regolari invece a Lido, Pellestrina e Terraferma. La marea però si è fermata al di sotto del picco massimo previsto. L'attenzione resta alta per le prossime ore, visto anche il perdurare di precipitazioni abbondanti accompagnate da un forte vento. Per le prossime ore dobbiamo aspettare i dati verso le ore 22 circa, proprio per fare delle previsioni. Il picco massimo questa sera sarà attorno alle ore 23 e potrà raggiungere quota 140 cm. Quindi invitiamo sempre a usare tutte le cautele del caso a tutti i cittadini, ma anche i nostri ospiti al turismo che è qui presente su Venezia, a fare attenzione e a usare naturalmente tutte quelle precauzioni utili alla situazione. In primis l'utilizzo di stivali e nei momenti di massima evitare di uscire di casa. Al contrario di come si temeva nelle ore precedenti, l'alta marea non dovrebbe avvicinarsi al picco di 155 che lo scorso anno provocò non poche difficoltà. In questo momento non abbiamo nulla che possa presagire una situazione analoga come l'anno scorso, quindi a una quota oltre i 150 cm. A fronte di queste previsioni, in accordo con la prefettura, è stato attivato il centro di comando previsto per il piano acqua alta nella sede della polizia locale e attivata la protezione civile. Il COT è attivo e siamo qui, stiamo lavorando e in questo senso il monitoraggio è costante, continuo in tutti i vari punti della città. Sono state distribuite oltre 40 persone, oltre 40 volontari di protezione civile in tutto il territorio. Stamane ne avevamo 4 squadre su quelle che sono le isole Lido, Pellestrina e anche attivate su quelle che è l'isola di Burano. Nulla fortunatamente ha avuto di che creare problemi, quindi situazioni critiche non ce ne sono state e continuiamo a rimanere sempre operativi. La prefettura ricorda che in caso di alta marea superiore ai 120 cm sono percorribili solo il Canal Grande, Rio di Cannareggio, Rio Novo e per i mezzi di soccorso anche il canale delle Galeazze.